Buongiorno amici, oggi inizieremo un tour io e Paola a vedere un po' di presepi in giro tra Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige. Lasciamo a voi la scelta di qual è il più bello e più caratteristico. Secondo noi queste cose servono per sentirci ancora bambini. Ci vediamo dopo. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. Ora partiamo con il Friuli Venezia Giulia, andremo a Pofabro e Porpetto. Che asciutto che è. Adesso andiamo per Andreis. Siamo in cima a Palla Barzana. Adesso discendiamo dalla parte di Pofabro andando piano piano perché la strada è chiusa al traffico per frane. E adesso siamo arrivati a Pofabro. Da queste parti ci dovrebbe essere un ristorantino o una mangeria o qualcosa del genere. Stiamo facendo la discesa in direzione delle moto. Per premiare i motociclisti il navigatore BMW ci ha fatto fare una stradina un po' fangosa. E per la gioia della Paola un po' di fango ci stava anche oggi. No, Come no? I fruttivendoli, i peperoncini buoni. Guarda, questi qua sono buoni.
magiologo. I soldati domani, il re delle rode, Michelin, l'accampamento. E qua ci sono i balestrati, Erano i sassolini. i sassolini. Vigliacco non si tirano i sassolini. Dopo la gente dà fastidio. I 3 re magi Athos, Porthos e Aramis. Adesso è il momento del Trentino Alto Adige, andremo a Pergine a vedere un presepio e i mercatini. Ora qui tra Fener e Quero fin sulla Feltre penso sia la zona più fredda del Veneto, qua c'è sempre quel leggero venticello, fino a prima c'erano 10-11 gradi all'ombra e qua ci sono 5 gradi con il sole. Siamo in zona Feltre con questa nebbiolina e il freddo che ci sono 2 gradi di temperatura ti penetra dentro nelle ossa anche se sono riscaldate. Sembra di avere un ghiacciolo appoggiato sul pistolino. Oh, buongiorno. Siamo arrivati al reparto Onto. Adesso vediamo cosa si può anche assaggiare. C'è anche il castello lassù. Macina. Che bello. E quello laggiù cosa sta facendo? Riempie i bicchieri? No. Ah, è il fabbro. Giusto? Per ultimo abbiamo lasciato il Veneto e adesso andremo a vedere a casa nostra cosa abbiamo combinato. Andremo a Segusino e Mura.
bambino, la Madonna e San Giuseppe e i tre re magi.